sei qui e cambi ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui e tocchi ogni cuore. Adoro te, adoro te. Mantieni le tue promesse, apri il cammino, apri ogni porta. Mio Dio, questo è chi tu sei. Mantieni le tue promesse, apri il cammino, apri ogni porta. Mio Dio, questo è chi tu sei. 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 Mantieni le tue promesse, apri il cammino, apri ogni porta. Mio Dio, questo è chi tu sei. Anche se non lo vedo ti muovi, anche se non lo sento ti muovi. Non smetti mai, non smetti mai Gesù. Non smetti mai, non smetti mai Gesù. Anche se non lo vedo ti muovi, anche se non lo sento ti muovi. Non smetti mai, non smetti mai Gesù. Non smetti mai, non smetti mai Gesù. Anche se non lo sento ti muovi, anche se non lo sento ti muovi. Non smetti mai, non smetti mai Gesù. Non smetti mai, non smetti mai Gesù. Mantieni le tue promesse, apri il cammino, apri ogni porta. Mio Dio, questo è chi tu sei. Mantieni le tue promesse, apri il cammino, apri ogni porta. Mio Dio, questo è chi tu sei. 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 Come cominciare meglio questa giornata se non lodare il Signore e dare il benvenuto a tutti con la lode, lodando il Signore, quello che noi oggi siamo qui a fare, lodare il Signore. Chi è il Signore? Noi abbiamo un Dio grande. Chi è? Lo leggiamo in Romani 5, versetto 8. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E questo è la grande verità, e più di questo cosa c'è? Dio ci ha salvati mentre noi eravamo ancora nel peccato. Signore, grazie Signore perché quest'oggi ci hai fatto cominciare questa giornata, il culto a te Signore con una lode a te Signore, un profumo per lodarti Signore. Quello che vorremmo continuare a fare quest'oggi, qui davanti a te, perché tu sei degno Signore, perché tu ci hai salvati, perché tu ci hai resi liberi Signore. Grazie per questo Signore, grazie nel nome tuo. Amen. Io voglio condividere con voi il Salmo 4, un salmo che ci introduce in una gioia grande per il Signore, che possiamo fare nostro nel momento della difficoltà. Non parliamo della gioia, oggi prendo l'occasione, faccio gli auguri a tutte le mamme.
Non stiamo parlando di una gioia terrestre, quello che ci rende felici, anche se la mamma è una parte importante della nostra vita. Però purtroppo qualcuno ha ancora la possibilità di fare gli auguri, qualcuno no. Però possiamo gioire nella santità del Signore, perché Lui non va via, Lui ci sarà sempre. Oggi vedremo il Salmo non nella sua interezza continua, ma faremo dei salti di qua e di là. E partiamo col Salmo 4, versetto 3. Sappiate che il Signore si è scelto uno che Egli ama. Il Signore mi esaudirà quando grido a Lui. Il Signore ci ha scelti e ci ha scelti perché ci ama. Non ci ha scelti perché eravamo imperfetti, ma perché ci ama. E non ha scelto solo me, te, noi, ma Lui ha scelto tutto il mondo e vuole che tutto il mondo lo ami. Per questo gridiamo, continuiamo a lodare il Signore con i canti e gridiamo col canto, gridiamo a Dio.
Fratelli e sorelle che ci sta ascoltando, voglio darvi delle domande. Non voglio dare risposte, ma chi magari le scrive, se le scriva, chi se le vuole ricordare. Però vi voglio lasciare questo. Cos'è la gioia? Quando si realizza la gioia? Oppure che significa essere amati? Per esempio, siamo nell'attenzione dell'amore di Dio? Come vi ho detto, non voglio darvi risposte. Datevi una risposta da soli, dentro di voi. Ognuno dia la sua risposta. Andiamo avanti leggendo nel Salmo, sempre 4, dal 7 all'8. Tu mi hai messo in cuore più gioia di quello che essi poteva quando il loro grano e il loro mosto abbonda. In pace mi coricherò ed in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Queste parole della gioia che abbonda, ma non la nostra gioia, ma quella divina, ci riempie in modo straboccante. Questa è la gioia del Signore. Questa è la gioia divina. Cosa provoca questa gioia? Qual è la conseguenza di questa gioia se la cerchiamo? Questo lo possiamo leggere nel versetto 8, però ci torneremo dopo, perché lo rileggeremo. Adesso voglio sempre continuare a lodare il Signore con i canti. Voglio lodarlo cantando con gioia al nostro Signore. Cerchiamo, lui si farà trovare. Se noi lo innalziamo, lui ci innalzerà. Tutti insieme noi diamo lode al Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio. Cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, egli è qui con noi, diamo amore a lui, egli ci ama già, lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, 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 a Cantiamo con gioia. Continuiamo a leggere il Salmo 4, versetto 1 a 3. Quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia. Quando ero in pericolo, tu mi hai liberato. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Abbiamo appena cantato che Lui ci esaudisce i nostri desideri.
O figlio dell'uomo, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alle menzogne? Sappiate che il Signore si è scelto uno che egli ama. Il Signore mi esaudirà quando griderò a Lui. Che gioia poter gridare a Dio e sapere che mi risponderà, perché noi non ci affidiamo nella vanità e nella menzogna, ma confidiamo nel Dio vivente. Che gioia rimanere nel Signore e sapere che Lui è con noi ogni giorno. Il versetto 2 mi ha colpito molto. O figlio dell'uomo, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Quando leggiamo queste parole, voglio fare una piccola... Noi pensiamo sempre che la menzogna è dire una bugia, che fare oltraggio al Signore è fare qualcosa di male a Lui, che ci sta. Però io ci ho riflettuto, anche leggendo uno studio che sto facendo, è perché noi non cerchiamo il volto di Dio. Noi non guardiamo a Lui, noi non stiamo in Lui. Lui ci ha dato le istruzioni. Questo è il libro delle istruzioni che Dio ci ha dato per fare cosa? Per avere un rapporto personale con Dio. E se noi non abbiamo un rapporto personale con Dio, facciamo fatica a essere gioiosi, perché veniamo investiti, veniamo sommersi dai nostri problemi, veniamo sommersi dal nostro lavoro, veniamo sommersi da tutto quello che ci circonda. Il Signore ci ha dato le istruzioni. Creiamo un rapporto personale nostro, intimo, non un rapporto platonico, intimo col Signore. Leggendo le scritture, sostituendo i nostri pensieri umani con i suoi. Gesù quando era nel deserto e ha combattuto contro Satana, era nel momento peggiore in quella situazione. E l'unica cosa che l'ha tirato su e ha fatto fare la cosa giusta è stato che lui era nelle scritture ed era in comunione con suo Padre. E non perché lui era Dio. A me mi viene una sorella nostra, adesso non so come si chiama, però è la mamma di Eliseo, che ci ha scritto una lettera e ha scritto una cosa bellissima. Nel momento in cui stavo male, l'unico conforto che ho potuto avere era quello che ho letto nella Bibbia. E quante volte l'ha letto per avere la certezza e ha sostituito quelle parole nella sua testa. E nel momento della difficoltà che non aveva la Bibbia, le ricordava, il Signore gliele faceva ricordare. Ecco cosa vuol dire avere un rapporto personale con Dio. Per questo, fratelli, voglio continuare a lodare il Signore con le canzoni, perché il canto è una lode. Non è solo un canto, non è solo musica, ma è lodare il Signore. Ringraziarlo per quello che fa. Dopo questo canto preghiamo, ringraziamo il Signore con delle piccole preghiere, ringraziamolo noi nel nostro intimo, in silenzio, a voce alta. Il Signore ci ascolta in tutte le maniere. Cantiamo.
te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amor, perché soltanto tu eterno regni in terra e in cielo, sei re. Signore, ti adoriamo questa mattina perché proprio nella creazione vediamo il tuo intento, Signore. Dal caos, Signore, hai separato gli elementi della vita, hai dato la luce, hai dato tutto quello che serviva per realizzare la vita stessa, quella vita animale che prendeva forma, la varietà, la diversità. E poi hai pensato all'umanità, hai pensato all'uomo e alla donna, in una relazione non solo meravigliosa tra loro, Signore. L'uno poteva trovare nell'altro qualcosa di diverso e insieme arricchire questa comunione, questa vita insieme. E nello stesso tempo, Signore, potevano anche guardare verso di te, in una relazione, Signore, come tu l'hai pensata e desiderata. E noi questa mattina possiamo rientrare in quel giardino. Possiamo rientrare, Signore, perché il Signore Gesù ci permette di realizzare questa nuova alleanza, questo nuovo patto che è stato inaugurato alla croce, che ci permette questa mattina di aprire i nostri occhi e guardare la tua grandezza, la tua infinitezza, la tua santità, perché ci guardi attraverso Gesù. Pertanto questa mattina cosa possiamo fare se non adorarti, esaltarti, gioire, come abbiamo letto nel Salmo, perché siamo stati grandemente amati. E questo amore, Signore, questa mattina lo condividiamo non solo come singoli, ma come popolo. In questo, Signore, ci rallegriamo questa mattina. Ti benediciamo, Signore. Benedici i ministeri, Signore. Questa tua parola che oggi sarà ancora annunciata a noi e all'umanità attraverso gli strumenti che abbiamo oggi. Benedici la tua parola, benedici tutto quello che faremo, affinché sia un profumo per te, nel nome di Gesù. Amen. Signore Gesù, grazie perché stamattina mi hai insegnato e ricordato che l'unico modo per essere gioioso, per coricarmi al sicuro e per abitare al sicuro sei tu, Signore. Ti chiedo perdono perché molte volte nel mio cuore penso a modi terreni, modi carnali per aumentare la mia gioia, per aumentare la mia sicurezza in questo mondo. E poi puntualmente, Signore, capisco che tutti questi modi falliscono e crollano come la casa sulla sabbia, Signore. L'unico modo per essere gioiosi, per trovare la vera gioia e per non svegliarsi la notte in preda a magari cattivi pensieri è quello di fondare la nostra casa su di te, Signore, sulla roccia, Signore. Grazie perché me lo hai ricordato questa mattina e ti chiedo la fede, la saggezza che tutte le volte che mi voglio magari costruire la casa su terreni instabili me lo fai capire che è meglio forse farlo sulla roccia. Nel tuo santo nome. Amen. Amen. Sì, Signore, anch'io voglio ringraziarti perché pur essendo io un peccatore, tu nella tua grandissima misericordia mi hai perdonato, Signore. Io ti ringrazio perché sei sempre vicino a noi, sei sempre vicino a me, non mi abbandoni mai. E anche quando ho paura, Signore, anche quando ci sono tante difficoltà, io so che tu sei lì vicino a me, perché sei un Dio grande, l'unico vero Dio nel mondo.
Sappiamo che il tempo tante volte noi speriamo che le cose capitino prima di quello che vorremmo e quello che tu sai quando è il momento giusto, perché il tempo non ci appartiene, è tuo, Padre Santo. Dobbiamo capire che noi siamo sempre sotto la tua grande protezione, sotto la tua mano, Signore. Ti chiedo perdono perché ogni tanto questo viene quasi dimenticato. Grazie perché mi svegli, mi tieni sveglio. Un giorno hai voluto bussare al mio cuore e da quel momento mi hai reso una persona libera, viva, veramente viva, e sapere anche che continuerò a restare nell'eternità con te. Signore, grazie perché proteggi la nostra Chiesa, grazie per questa meravigliosa Chiesa che ci hai donato, Signore, grazie perché siamo forti, siamo uniti con te è l'unico vero Dio esistente nella vita. Grazie Padre perché noi abbiamo la serenità di essere salvati da te, Signore. Per questo ti ringraziamo e ti lodiamo con tutto il nostro cuore. Amen. Amen. Padre, grazie con tutto il cuore per il privilegio di poterti chiamare Padre, Signore. Grazie perché ti apparteniamo, ci hai comprati, ci hai salvati, Signore, grazie all'opera della croce, Signore. Ed ora ti apparteniamo e vogliamo darti gloria, vogliamo onorare te, vogliamo adorarti, inchinarci davanti alla tua maestà perché ne sei degno. Grazie per chi tu sei, Signore. Il Creatore, sei il Signore, sei il nostro Redentore, sei colui che ci ama di un amore infinito, Signore. Grazie perché hai pagato al posto nostro il debito che spettava a noi di pagare. Ora siamo alla tua presenza, grazie a Gesù, Signore, che è il nostro Signore, che è il nostro Salvatore, Signore. E così questa mattina ricevi la nostra lode, il nostro ringraziamento, la nostra riconoscenza, Signore, la nostra adorazione perché ti spetta. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provare. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 1 Pietro 4,12. Lo scopo della sofferenza per il cristiano. Quando leggiamo il libro di Giobbe restiamo colpiti dalle sofferenze di quest'uomo, eppure Dio stesso dice di lui: non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Giobbe non conosce la ragione di tutte quelle disgrazie e impiega molto tempo a capire quale sia lo scopo di Dio nelle prove che è costretto ad affrontare. Anche l'Apostolo Paolo, un altro credente eccezionale, ha sofferto molto. In una delle sue lettere descrive i momenti duri della sua vita e poco più avanti racconta che ha supplicato Dio di liberarlo dal male doloroso, molto doloroso. La risposta di Dio non è stata quella che si aspettava, ma è stata rivelatrice: la mia grazia ti basta. Questi due esempi ci mostrano che le sofferenze nella vita di un credente non sono quasi mai un castigo. Bisogna piuttosto cercare di vedere in esse le cure particolari che il Signore riserva ai Suoi per avvicinarli e renderli più conformi a sé. Il predicatore inglese George pregava così: Signore, se mi addormento sul guanciale della tua grazia, svegliami con qualche spina della tua corona. Le spine simboleggiano la sofferenza che Gesù ha subito dagli uomini. Quel credente sapeva che la nostra energia spirituale si indebolisce quando tutto va bene e confidava in Dio perché non accadesse così anche a lui. Cari amici, non scoraggiamoci nelle prove, ben sapendo come le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Grazie Signore perché tu mi hai sempre messo nelle prove, meravigliosamente tu mi hai aiutato e sempre mi stai vicino e mi dai forza e coraggio. E io ti amo sempre di più, nel nome potente di Gesù. Amen. 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 Concludiamo il Salmo 4 con da 5 a 8. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Molti vanno dicendo: chi ci farà vedere la O Signore, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto. Tu mi hai messo in cuore
più gioia di quelli che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò ed in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Gioiamo perché quando cerchiamo il volto di Dio, Lui è lì. E lì c'è la gioia, lì c'è l'amore, lì c'è tutto quello che Dio ci vuole donare. Non giriamo la testa né a destra né a sinistra, ma guardiamo il suo volto, perché la conseguenza di guardare, di stare nel volto del Signore e nella sua via è solo uno: avere pace. Poter essere tranquilli dentro di noi. Non è io vado a dormire in pace, ma è tutta la nostra vita che prende tutta un'altra forma. Affrontiamo i problemi in maniera diversa, perché il Signore è accanto a noi. Voglio prendere e citare quello che è stato detto la domenica scorsa sulla rabbia. Un'energia pazzesca che noi non possiamo controllare e deve esplodere. O ci distrugge dentro o creiamo qualcosa. Ma qual è la conseguenza? Se siamo nel Signore, incanalizziamo questa potenza in un risultato positivo, in qualcosa di costruttivo, non qualcosa di distruttivo, come spesso accade, perché noi facciamo esplodere la nostra rabbia in modo sbagliato. Ma nel Signore questo non accade. E questo è quello che dicevo prima. Abbiamo gli strumenti, abbiamo un Dio grande, e cosa ci serve di più? E con queste parole vi lascio la parola del Signore tramite il fratello Gaetano, che il Signore ha sempre qualcosa da insegnarci e sempre qualcosa da dire. Non devo picchiare nessuno perché è alta. Cioè. Buongiorno. Stavo pensando che sarebbe bene. Mettiamo più vicino? Bene. C'è la regia che dice altre cose e poi ve la arrangiate voi per il microfono là, ok? Quando starò là. Se non lo prendo adesso lo metto giù. Vabbè, buongiorno, cioè, so che siamo in linea e quindi non voglio fare molti preamboli. Oggi è il giorno di festa dedicato alle mamme e siamo tutti figli di una mamma, maschi e femmine, ed è un momento in cui ognuno di noi ha bisogno di riflettere e di pensare a questa collaborazione di Dio con le nostre mamme per farci arrivare qui. La vita l'ha voluto Dio, non importa come sono stati i nostri genitori, se sono stato un tubo dritto o un tubo tutto un po' attorcigliato, ma la vita l'ha voluto Dio e ci ha voluto Lui qui sulla terra. Per come abbiamo sentito, per essere a gloria e onore di Lui. Solo che tante volte le cose non vanno come dovrebbero andare, sia a livello individuale, ma anche sia a livello di gruppo, sia a livello anche di chiesa, ma anche a livello di regione, di nazione. E quindi tante volte c'è bisogno di qualcuno che il Signore suscita per poter ripartire. Questa è un'epoca così, era l'epoca del libro dei Giudici, che racconta più o meno un 300 anni di storia.
ed è un libro che ci farà capire come da questa epoca si passerà al re di Israele. E il re in Israele arriverà non perché, come sempre avete pensato, probabilmente vi hanno detto, perché erano invidiosi che gli altri avevano il re e noi non ce l'abbiamo. Non so se qualcuno vi ha detto mai una cosa diversa, perché sempre così si è detto. Siamo invidiosi dell'erba del vicino, della signora del vicino, e noi vogliamo la stessa signora. No. Si arriva al re in Israele perché coloro che dovevano amministrare la giustizia erano corrotti e non ne potevano più di ingiustizia. E quindi il popolo chiede che ci fosse qualcuno che possa amministrare la giustizia. Stiamo parlando in modo diretto dei figli di Samuele. Samuele è un giudice in Israele, amministra bene la giustizia, ma i suoi figli partono per la tangente, vanno da tutt'altra parte, sono ingiusti, sono corrotti e potremmo dire tante altre parole veramente brutte. E il popolo non ne può più e chiede che ci fosse qualcuno che gestisca la giustizia. In questo periodo c'è un momento che è un po' più oscuro dell'altro. Non so se avete mai studiato il libro di Giudici. Il libro di Giudici e dei giudici quindi è il libro dei Shofetim, quindi il Shafat sarebbe il giudice, e il verbo Shafat è il verbo fare giustizia. Josaphat significa l'Eterno fa giustizia. Quindi dove vedete questa parola Shafat è il verbo proprio dell'amministrazione della giustizia. Quindi questi Shofetim, questi giudici, non sono semplicemente là per giudicare, c'hanno uno davanti a sé, un altro e lo devono bacchettare, punto e basta. Devono amministrare, devono governare con giustizia. E una delle particolarità di questi giudici è che sono rivestiti dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, lo Spirito dell'Eterno puntualmente arrivava su una persona in particolare e questa persona potesse gestire la giustizia nel popolo. Questo è il libro dei giudici in generale. Ma quello che succede, soprattutto qualche volta facciamo uno studio approfondito, va bene, ma adesso cerco di inquadrare il nostro testo. Quello che succede nel libro dei giudici è che c'è una generazione che dimentica di raccontare ai ragazzi quello che il Signore ha fatto per il popolo. E quindi è come se c'è una discontinuità, come c'è una spezzata. Se voi vedete il Salmo 78 raccomanda di raccontare le cose e si contano 5 generazioni una dopo l'altra, che i nonni ai padri, ai nipoti dei nipoti, insomma è una roba incredibile, cioè quello che piace al Signore è che la sua opera, la sua grazia, la sua gloria e chi è possa essere raccontato di generazione in generazione. Tra l'altro, quando l'Eterno si rivela a Mosè, gli dice: guarda che sono il Dio dei tuoi padri, e parte da Abramo, da Isacco a Giacobbe. Sono passati parecchi anni, è passato pure qualche secolo, e quindi fino ad arrivare a lui. E il Signore e l'Eterno ama questa continuità e spero che noi possiamo essere genitori di continuità. In Deuteronomio 7,8 la responsabilità di raccontare Dio ai figli è data a papà e mamma, in modo particolare al padre. Ma molte volte questo qua i padri lo deleghiamo alle madri, oppure alla scuola domenicale o al catechismo. Deleghiamo sempre a qualcun altro. Il Signore una volta disse: Adamo, scusa, dove sei? Mi sono nascosto. E noi ci nascondiamo sempre. Quindi questo libro dei giudici, io mi raccolgo da me, questo libro dei giudici praticamente è un libro dove succede una ciclicità nella storia e viene chiamato il ciclo delle 5 R.
se volete ve lo dico alla palermitana, delle 5 R, va bene? Cosa succede in queste 5 R? E succede che il popolo che dovrebbe camminare sul cammino dritto del Signore, no? È un popolo che già ha la Torah, ha la legge di Dio, ha tutte le istruzioni necessarie per poter camminare bene, per governarsi. È un periodo in cui il Signore prevede l'autogoverno, se vogliamo. Il Signore ha già dato a Israele la terra promessa, è già tutta qui, sono tutti sistemati e quindi praticamente cosa chiede al Signore? Che adesso si continua il cammino, ma non succede così, perché succede questo ciclo praticamente dove c'è un ciclo, dove c'è la rivolta e poi c'è la rovina a causa della rivolta, cioè della ribellione a Dio. Dopo la ribellione a Dio c'è il ravvedimento, abbiamo sbagliato, ce ne pentiamo, e dopo il ravvedimento c'è una restaurazione che il Signore fa e poi ci sono degli anni di riposo. E questo è un ciclo che vediamo anche nella nostra vita. Andiamo a fare le nostre belle cretinate, belle insomma, non si sa, ne paghiamo le conseguenze, è un ciclo umano. Quando si mette un po' da parte il Signore però. Poi ce ne ravvediamo, cosa ho combinato, avviene la restaurazione, perché il Signore non ci ha mai abbandonato e non ci abbandona mai. In Isaia è detto che il Signore non si è stancato di perdonare, e poi c'è il riposo, finalmente. Quindi in tutto il libro dei Giudici sono raccontati praticamente 12 cicli. Alcuni sono cicli raccontati in 1 o 2 versetti, alcuni altri sono un po' espressi ampiamente. Quello che si vede e si nota è che la rivolta, quindi il disastro, è sempre più ampio, e che ovviamente per la legge di contrappasso il riposo è sempre di meno. Questo qui è un libro, possiamo dire, apologetico, perché giustificherà l'avvento all'arrivo di Davide al trono. Quindi questo è un po' il libro dei Giudici. Nel libro dei Giudici ovviamente, come abbiamo visto, c'è ogni volta questa catastrofe, questa rovina, e parliamo di una rovina. Ed è una rovina talmente rovinosa che se non ci fosse stata una donna a prendere posizione, dalla rovina non si sarebbe mai usciti. Quindi perciò ho scelto di parlare di Deborah. Tanto di cappello, Signore. No, Signore. Al Signore gli diamo gloria, non c'è bisogno di toglierci il cappello. Quando vi ho parlato di alleanza, nelle diverse volte che ho parlato a voi, qui c'è un altro esempio di alleanza. Qui c'è ancora una volta un modello per saper vivere la nostra vita gli uni e gli altri, per unirci in un'alleanza forte, un'alleanza fruttuosa, non in schemi di leggi. Vi ho detto sempre che la parola significa sia patto che alleanza, ma che nel patto noi come concezione riteniamo solo un gruppo di leggi. E quindi la prima cosa che facciamo, questa era la regola, qui c'è un dito puntato, che si punta sugli altri, e c'è molte volte la difficoltà di vivere insieme. Ma in un'alleanza ci sono le regole, ma quello che prevale in tutti gli esempi di alleanza che sono descritti è la messa in comune delle risorse. Ci sono le regole, ma le regole si adempiono attraverso la messa in comune delle risorse. E mi fa pensare a Efesini 4, che lo sviluppo e il progresso del corpo, o no, è dato dalla forza data da ogni singola parte, più o meno è detto così. E noi abbiamo bisogno di cambiare testa a livello individuale, sempre e comunque, per poter
trovare, vivere e ricercare non questo modo di vita sostanziato o sostenuto da regole, regoline e regolette, perché tanto prima o poi le regole sapete perché le facciamo noi? Perché così le possiamo trasgredire. Altrimenti il Signore non veniva a portare la grazia, già c'era la legge, già c'erano le regole. Le regole sono il rivelatore e la rivelazione della nostra capacità di fallimento. È scritto: se ne sbagli una regola, le hai sbagliate tutte. No? Mi pare che è Galati che lo dice, Paolo ai Galati. Quindi la regola è il rivelatore e la rivelazione a noi stessi della capacità di fallimento, ma la grazia è la capacità di Dio di farci fiorire, di farci sbocciare e andare verso la vita. Perciò abbiamo bisogno di cambiare testa, perciò abbiamo bisogno di uscire da delle regole, regoline e regolette che avremo soltanto il gusto di trasgredire e poi ci possiamo martellare addosso e autoflagellare di quanto siamo cattivi e penosi, e andare invece verso la grazia, questa alleanza di grazia anche gli uni per gli altri, gli uni con gli altri, per unirsi e mettere insieme le risorse, mettere insieme le forze l'uno con l'altro per poter andare avanti e a realizzare la grazia di Dio, la volontà di Dio, i progetti che il Signore ci mette davanti. E qua abbiamo un esempio molto molto bene che ci descrive. Prima di tutto vi vorrei dire che Debora significa ape, non la vespa, l'ape, che la puoi prendere pure nelle mani, non ti punge, ma che produce il miele. E non vado a spiegare che cos'è il miele, che penso che lo sapete. Sempre e continuamente si traggono delle cose straordinarie dal miele, oltre alla capacità immediata di sostentamento alla vita. Se non mi sbaglio era Jonathan che non ci vedeva più per la fame e intinge il bastone, prende un po' di miele e la sua vista si rischiara immediatamente. Penso che c'era abbastanza miele là, no? C'era la mielata e quindi vanno alla vittoria. Leggo il testo di Giudici 4, andiamo così di corsa, prenderò un paio di spunti perché è importante, giusto per inquadrare un po' la situazione. Morto Ehud, che era un altro giudice in Israele, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Di nuovo la rivolta. Il Signore li diede nelle mani di Jabin, come si chiama, la rovina, il re di Canaan, che regnava a Azor, e siamo in questa parte in questa zona siamo. Inquadreremo, il racconto è inquadrato nelle due tribù di Zabulon e Neftali, quindi siamo qui, in questa zona che stiamo parlando. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava a Osheret Goim, che è proprio qua, Aroshet Goim è qui, proprio qui. Il fiume di cui si parla è Kison, che siamo qui, adesso noi andiamo. I figli di Israele gridarono al Signore perché Jabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele. Ecco la rovina per loro. Aveva i carri armati. Era uno imbattibile, aveva dei carri di ferro e quando andava alla guerra erano i carri di ferro che vincevano la guerra. Noi siamo fatti di carne e ossa e quindi qualche bastone con un pezzo di ferro, qualche lancia non poteva fare niente contro di loro. In quel tempo era giudice in Israele una profetessa, Debora, moglie di Lapidot. Lei sedeva sotto la palma di Debora fra Rama e Betel nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele salivano da lei per controversie giudiziarie. Quindi questa signora, questa donna, che è ben identificata, per essere all'epoca all'altezza di un magistrato, non so, era una donna di grande qualità. E questa donna praticamente svolgeva il suo ministero tra Betel, che dovrebbe essere quindi Rama, e da qualche parte
qua sopra. Insomma, sviluppare il suo ministero. Ecco, Rama è qui e Betel, fatemelo cercare un attimo. Appena sopra. Appena sopra, eccolo qui, fermati, a sinistra. Ah, eccolo qua, sì. Col cervello non la leggevo. Avevo messo gli occhi in pausa. Quindi lei praticamente aveva le sue sedi e tutto Israele andava da lei perché la giustizia fosse esercitata. È interessante come, nonostante sono divisi in tribù, c'è comunque una unità di fondo che tiene insieme tutto questo popolo. Nella regione montuosa di Efraim, quindi andiamo al versetto 5, e Deborah mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Cades di Neftali, e quindi lei che era qui gli dice all'altro che era qui a Cades di Neftali, deve essere Cades di Neftali, quindi lei è qui, abbiamo detto, e lo manda a chiamare. Si fa un bel pazzo di strada, si incontrano e gli dice: oh, guarda che qua la situazione è veramente è male, non va bene. Adesso spero di non viaggiare più oggi. Quindi Deborah mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Cades di Neftali, e gli disse: il Signore, Dio di Israele, quindi il Signore Yahweh, Dio di Israele, non ti ha forse dato quest'ordine: va, raduna sul monte Tabor e prendi con te 10.000 uomini, i figli di Neftali e di Zabulon. Io attirerò verso di te al torrente Chison Sisera, capo dell'esercito di Yabin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo darò nelle tue mani. Barak rispose: se vieni con me andrò, ma se non vieni con me non andrò. Deborah disse: certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna. E Deborah si alzò e andò con Barak a Cades. Barak convocò Zabulon e Neftali a Cades. 10.000 uomini si misero a seguito di Deborah e salì con lui. Ora Eber, il Cheneo, si era separato dai Chenei discendenti di Obab, giusto, suocero di Mosè, e aveva piantato le sue tende fino a Querceto di Samaim, che è vicino a Cades. Perché fanno questa spiegazione? Perché la signora che ucciderà il nemico di Israele fa parte di una famiglia che è rimasta nella linea del popolo di Israele, mentre il resto della famiglia si è dato ad altri dei. Quindi precisa che questa signora si è agito in un certo modo, non è perché gli è venuto un colpo di testa, ma perché si identifica con il popolo di Israele. Quindi poteva sembrare una straniera, ma è così. Fu riferito a Sisera che Barak, figlio di Abinoam, era salito sul monte Tabor. Sisera adunò tutti i suoi carri, 900 carri di ferro, e tutta la gente che era con lui a Asoret Goim, fino al torrente Chison. Allora Deborah disse a Barak: alzati, poiché questo è il giorno in cui il Signore ha dato Sisera nelle tue mani, e il Signore non va forse davanti a te? Teniamo questa frase: il Signore forse non va davanti a te? Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da 10.000 uomini, e il Signore mise in rotta davanti a Barak Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito, che fu passato a fil di spada, e Sisera scese dal carro e si diede alla fuga a piedi, ma Barak inseguì i carri e l'esercito fino a Ashoret Goim, e tutto l'esercito di Sisera cadde sotto i colpi della spada e non scampò neppure un uomo. Sisera fuggì a piedi e verso
verso la tenda di Jael, moglie di Eber, il Cheneo, vedete l'identificazione di prima, perché vi era pace fra Jabim, re di Asor, e la casa di Eber, il Cheneo. Jael uscì incontro a Sisera e disse: entra, mio signore, entra da me, non temere. Egli entrò da lei nella sua tenda e lo coprì con una coperta. Egli le disse: ti prego, dammi un po' d'acqua e da bere perché ho sete. Quella aperto l'otre del latte, gli diede da bere e lo coprì. Egli le disse: statene all'ingresso della tenda, forse qualcuno verrà a interrogarti e ti chiederà: c'è qualcuno qui dentro? Tu risponderai di no. Allora Jael, moglie di Eber, prese un piolo della tenda e un martello, andò pian piano da lui e gli piantò il piolo nella tempia, tanto che esso penetrò in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito e morì. Mentre Barak inseguiva Sisera, Jael uscì a incontrarlo e gli disse: vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi. Egli entrò da lei, ecco, Sisera era steso morto con il piolo nella tempia. Quel giorno Dio umiliò Jabin, re di Canaan, davanti ai figli di Israele. La mano dei figli di Israele si fece sempre più pesante su Jabin, re di Canaan, finché l'ebbero annientato. Vi leggo l'ultimo versetto del capitolo 5, che voi non l'avete nel proiettore, e dice che così il paese ebbe pace per 40 anni. Anche questa donna è un'altra donna che agisce con tanta di saggezza per salvare se stessa. Sisera gli chiede e gli dice: senti, fammi entrare nella tenda, proteggimi, ma lei sa già che è un capo fuggente, un capo senza esercito. È il momento in cui sarebbe arrivato Barak e avrebbe trovato Sisera là dentro, le avrebbe ammazzati a tutte e due. E lei quello che fa, salva la vita. E prima che Barak possa andare a interrogarla, è lei che gli va a dire: guarda che è quello che cerchi è qui. Sono delle storie che a volte ci lasciano un po' così, perché siamo abituati a una nuova mentalità, un nuovo modo di pensare, ma prendiamo dei principi da queste storie che vengono raccontate. Era l'epoca in cui le guerre erano queste, non erano altre. La vita tua o la vita mia, e non c'è altro. Oltretutto non puoi far entrare un uomo nella tenda tua, dove questa tenda è prevista per te e il tuo marito. Cosa ci fa questo uomo? Cosa succede quindi? Jael, che tra l'altro il nome significa Yahweh e Dio, questo nome, questa donna mette in campo una doppia protezione. Se arriva suo marito e trova un uomo, cosa stai facendo con questa qui? Con questo qui chi è? Avrebbe potuto essere lapidata immediatamente. Dall'altra parte, Sisera gli dice: senti, se viene qualcuno a cercarmi, digli che non ci sono. È un re che dice questo, vuol dire che non soltanto è sconfitto, ma è lì ha davanti a sé la morte. E ripeto, Jael ha fatto una scelta ponderata di saggezza, ha salvato la sua vita. Torniamo a Debora. Qual è la situazione di Israele in quel momento? In Israele in quel momento, dice il capitolo 5, perché il capitolo 4 è una prosa, il capitolo 5 è una poesia, e il capitolo 5 dà tanti dettagli che non sono raccontati nel capitolo 4, e ci dà tanti dettagli. E per esempio ci fa capire come mai Debora è lì. Debora non ha sottratto niente a nessuno. Le vere signore, le vere donne non sottraggono niente a nessuno, chiedono soltanto di essere, di poter esistere e di esistere insieme agli altri. Maschio e femmina Dio li fece e li benedisse. Non stiamo stravolgendo niente. Ma Debora si trova lì perché i capi di Israele sono assenti. Dice nel capitolo 5, versetto 6, ai giorni di Shamgar, figlio di Anat, che era un altro giudice, ai giorni di Lael, le strade erano abbandonate, i viandanti seguivano sentieri tortuosi,
cioè c'era il brigandaggio. Non si poteva andare nelle strade ufficiali perché venivano aggrediti. Tutti i viandanti, tutti i mercanti che passavano venivano aggrediti, quindi andavano per le montagne in luoghi solitari per proteggersi. I capi mancavano in Israele, mancavano. Cioè non ci sono capi, non ci sono uomini che prendono le loro responsabilità nei confronti del popolo, nei confronti della popolazione, le responsabilità che hanno e che gli spettano di dovere, non di diritto. E qui il testo è chiaro, i capi mancavano in Israele, mancavano finché non venne io, Deborah, e finalmente si è trovato un capo in Israele. Ma vi sembra una situazione normale? Però finalmente Deborah dice, fino adesso in Israele, adesso finalmente c'è un capo in Israele, e sono proprio io, Deborah, va bene? E chi può dire niente, visto che i capi non ce ne sono in giro? Finché non venne io come una madre in Israele. E questa è una frase importante, viene usata in un altro posto nell'Antico Testamento questa frase madre in Israele, e viene identificata una città che è la città di Abel, che si trova in 2 Samuele 20:19. Abel è una delle città più pacifiche e più fedeli in Israele, e tu cerchi, l'ho tratto dal racconto ovvio di 2 Samuele, e tu cerchi di far perire una città che è una madre in Israele. E sapete chi sta dicendo questo? Un'altra donna. Sta facendo ragionare il capo dell'esercito di Davide, che era partito per distruggere e si era in piena guerra civile, e deve arrivare una donna che ha tanto di cervello e gli deve dire, ma insomma, che stai facendo? Ma perché ci stai distruggendo? Questa città è una madre in Israele. Cosa significa una madre in Israele? Ve lo dico subito. È una città, è un luogo, è una parte, è una persona, quindi una donna in questo caso, che non parla di padri, che è una delle città più pacifiche e più fedeli in Israele. E tu cerchi di far perire una città che è una madre in Israele? Perché vuoi distruggere l'eredità del Signore? Una madre in Israele è una eredità del Signore, dove c'è la fedeltà, dove c'è la giustizia, dove si vive la pace. Complimenti, Signore. E una donna fa fare marcia indietro a uno che era pronto a distruggere tanti civili innocenti. Nel libro dei Giudici troviamo un'altra donna che ha sapienza e sono come una madre in Israele. Proprio per dire, sono colei che sto facendo andare avanti Israele. Ma come? Gestendo la pace, gestendo la verità, gestendo e amministrando la giustizia, finché non venne io come una madre in Israele. Addirittura era un'epoca in cui si sceglievano nuovi dei e la guerra era alle porte. Si scorgeva forse uno scudo, una lancia fra i 40.000 uomini di Israele? Era un popolo allo sbando totale. Non sta parlando di avere un esercito d'attacco, perché avrebbe detto ci sono archi e lance in Israele? No, sta dicendo ci sono scudi in Israele, con lo scudo ci si protegge. Ci sono persone che riescono a proteggere il popolo, e ci sono persone che stanno veramente proteggendo le persone? No, non ce ne sono. Ci sono persone che sono atte a difendere il popolo, a difendere il popolo? No, non ce ne sono. È ovvio che poi deve avere pure la lancia, perché dopo che pari il colpo devi anche attaccare. Questa è la situazione di Israele. Un popolo che è allo sbando e che tutti questi nomi che vedete qui, Edom, Moab, Madian e Canaan che era qui, i Filistei che erano qui, poi ci sono gli altri che erano i Sidon e gli altri,
andavano in Israele così, a fare delle passeggiate per fare che cosa? Per andare a prendere su tutto il prodotto del paese e lasciare alla fame il popolo. Vi sembra giustizia questa? Ed è quello che sta facendo Deborah, sta chiedendo. E quello che succede è qualcosa di buono, di straordinario. Barak è lì. È l'unico che quando Deborah lo chiama dice: qua ci sono presente. Mi fa capire che poiché non c'erano capi in Israele, lui è l'unico che ha una certa forma di capo. Non voglio disprezzare Barak, perché Barak significa splendente, proprio significa sole splendente, ha anche la lama della spada splendente, quindi ha una connotazione molto importante. Ma Barak è solo. Dove sono gli altri capi? Dove sono quelli che ti devono fare forza? Dove sono gli altri uomini che ti devono incoraggiare? Non c'è nessuno. E vi sembra un'anomalia che lui gli dice: oh Deborah, io sono pronto a fare quello che devo fare, ma tu devi venire con me. Perché? Perché rappresenta tutta l'autorità governativa di quel momento, lì in quel posto. Io voglio fare la mia parte, voglio assumere le mie responsabilità, voglio agire per la liberazione di Israele. Ma Deborah, tu vieni con me. Cosa significa questo? Non gli dice per quel patto, per quella regola, no, tu vieni con me, prendiamoci a braccetto, abbiamo bisogno di andare insieme. È quello che fanno questa alleanza. E Deborah gli dice: ma guarda che all'epoca era così, anche qualche volta è così, guarda che se io vengo con te, tu non avrai tutti gli onori del grande capo che ha vinto la guerra, il nemico. E lui gli dice: non me ne frega niente. Non è scritto così, l'ho detto io, penso che si è capito. Scusate se qualcuno si sente offeso da questa parola. Non mi interessa. Non mi interessa, la cosa importante è che tu sei con me. Quelli che dovevano essere con me non ci sono, che almeno ci sei tu. Sei tu che mi stai chiamando, sei tu che mi stai rivolgendo la parola da parte di Dio. Deborah questo rappresenta. La presenza di Dio, la presenza della giustizia, l'esercizio della giustizia, la consolazione di quelli che sono deboli, il conforto di quelli che vivono l'ingiustizia. Questo rappresenta Deborah. Da chi ci andava da Deborah? I fanfaroni, gli imbroglioni, i bugiardi? Ci andavano quelli che avevano bisogno. C'erano quelli che stavano soffrendo per i soprusi, per le violenze. Andavano da Deborah: fammi ragione, dammi ragione. Fammi ragione secondo la legge di Dio che già c'era. E Deborah faceva questo. Che donna, ragazzi, eh? E quindi ha ragione Barak di dire: sì, io vado, ascolto l'appello di Dio che mi viene attraverso di te, ma andiamo insieme. Mi fa ricordare una parola che Mosè disse al Signore: Signore, io voglio andare, ma se tu non vieni con me, da qua non parte nessuno, eh? Vedete, è un po' la stessa linea. Deborah rappresenta la presenza di Dio e questi due si imbarcano, soltanto che Deborah, essendo una persona retta, gli dice: guarda che però non ti meravigliare se poi alla fine non avrai tutti gli onori che normalmente tutti gli altri si sono presi. E lui dice: no, va bene, andiamo. Vanno e c'è una vittoria. Cosa succede in pratica? Qual è l'intervento di Dio? È praticamente Sheir è un paese a est di Israele, e da queste parti, non c'è scritto nella carta, più o meno è qua. Cosa succede? È praticamente il levante che spira, e quando il vento di levante spira, almeno in Sicilia, perché siciliano sono, arrivano delle tempeste, ma delle tempeste molto forti. È arrivata una grande tempesta, un uragano, qui, proprio frenata dalla catena del Monte Carmelo, dove appunto c'è il fiume Kison. La guerra si è sviluppata in questa zona e i carri di ferro
si sono impantanati in mezzo al fango e non hanno potuto fare niente. Per questo quando lì c'è scritto e l'Eterno non va egli davanti a te, il Signore ha trovato una strategia climatica. Cos'è, coincidenza? Ma non credo. Una strategia climatica per annientare un esercito che poi erano alla pari a piedi gli uni e gli altri. E quindi la potenza che poteva dare il carro armato non c'era più. Sono a piedi e vanno in rotta e la guerra è vinta. Sintetizzo perché il tempo è già fuggito. Una cosa che lamenta Deborah è che delle restanti tribù di Israele alcuni si sono uniti, hanno fatto solidarietà con Neftali e Zabulon, ma altre tribù no. E questo è triste. E Deborah lo dice. È molto triste. Ci avete lasciato da soli. Avreste dovuto aiutarci. Avevamo bisogno. Come mai non siete venuti? Perché siete rimasti comodi nelle vostre case? Leggeteci di sopra e vedete come a volte siamo superficiali nella sensibilità verso il prossimo, nella sensibilità verso gli altri. Andate a cercare questo senso di solidarietà degli uni e degli altri. Ci sarà la vittoria. E quello che viene detto è che lei sia benedetta fra le donne. Non vi dice niente, sia benedetta fra le donne? Un'altra donna grande, Maria, che prende la sua vita e la mette lì in gioco perché ha detto sia fatta la tua volontà in me. E quindi cosa voglio dire a tutti noi? Di poterci unire, di dire a noi uomini di non fare gli assenteisti, di non fare i menefreghisti, di non fare quelli che si buttano giù da dosso le proprie responsabilità in tutti i campi della vita. Noi uomini abbiamo delle responsabilità. Questo non significa che lo dobbiamo fare così le donne non hanno posto. Sarebbe veramente stupido. Ma lo dobbiamo fare perché è il nostro compito di persone, assumere le nostre responsabilità. Israele stava vivendo la catastrofe per tanti anni a causa della dimissione di responsabilità. E dall'altra parte, sorelle, donne, già fate da sole, ma Dio vi benedica per quello che fate. E la lezione che abbiamo da Barak e da Deborah è che si mettono insieme le loro risorse, si alleano, ognuno ha la propria parte. Barak rimarrà Barak, Deborah rimarrà Deborah, metteranno insieme quello che rappresentano i poteri che hanno, le responsabilità che hanno, gli esercizi dei loro ministeri, non si sovrapporranno, non si ruberanno niente e andranno avanti e godranno insieme la vittoria. E poi alla fine sapete cosa c'è stato? Un bel canto di vittoria. E quello che possiamo imparare da tutta questa storia è che viviamo solidarietà gli uni agli altri, non siamo come quelli comodoni che sono rimasti dove erano, uniamoci insieme, alleiamoci insieme, operiamo insieme, perché in questo modo noi avremo un canto di vittoria. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché, Signore Gesù, ti ringraziamo perché ti abbiamo conosciuto, ti sei fatto conoscere da noi. Grazie che viviamo un'epoca diversa, ma viviamo l'epoca della tua grazia, del tuo perdono. Ma a volte la prendiamo con comodo, Signore, e abbiamo bisogno di qualche Deborah
di qualche signora, di qualche donna, di qualche sorella, per svegliare un po' il nostro cammino. Padre Santo, quello che ti chiediamo tutti come figli e figlie è di poter scegliere di allearci l'uno con l'altro, di essere insieme, di essere solidali, di prendere le nostre responsabilità, ognuno le proprie, affinché l'opera tua possa andare avanti, ma insieme a questo anche le nostre famiglie possano andare avanti, ma le nostre vite possano andare avanti. Quindi, Signore, ti preghiamo prima di tutto per noi personalmente, affinché noi possiamo prendere le nostre responsabilità personali, sociali, spirituali, insieme alle nostre famiglie e insieme poi alla Chiesa dove tu ci hai messo, affinché noi possiamo cantare di gioia a te. Signore, abbiamo parlato di gioia stamattina, fa che possa essere il nostro canto, perché sappiamo di esserci alleati tra di noi ed essere nella tua grazia l'un l'altro per vivere e glorificare il tuo santissimo nome. A te la gloria, Signore, nei secoli dei secoli. Amen. Wow, abbiamo 2 orecchie, 2 occhi, 2 braccia, 2 gambe. Apriamo le orecchie, guardiamo cosa c'è in giro, mettiamoci in marcia e lavoriamo. Io è quello che oggi ho percepito su questo, che apriamo le orecchie per ascoltare il Signore, apriamo il nostro cuore per fare la sua volontà e ascoltiamo quando il Signore ci parla. Per questo voglio cogliere l'occasione che ci ha dato Gaetano, cantiamo, con questo canto salutiamo chi ci segue da casa e buona domenica.